C'è bisogno di una grande pulizia. Ecco, la pace non c'è là dove io ho il sospetto, diciamo così, che tu mi imbrogli, no? O che tu ricerchi i tuoi interessi, succeda quel che succeda agli altri, no? Ma la pace c'è quando io riscontro che da parte tua c'è un certo interessamento, c'è un certo desiderio che anche la mia vita e non solo la tua sia una vita buona, una vita serena. E questo è uno Allora, dei passi ecco, della credo che riflessione c'è sul questa Natale che il domanda vescovo di Treviso, fondamentale Monsignor che Agostino percepisco Gardin, da così ha anche fatto oggi parlando su con Rete la Veneta. gente. Inevitabile il riferimento a Veneto Banca e in genere la fiducia carpita ai risparmiatori. Un Natale che invece deve essere di condivisione anche con gli altri, siano essi dello stesso credo che e soprattutto di religioni diverse. Nei confronti di tutte queste persone noi davvero vogliamo avere un senso di rispetto e senza dire mi dispiace per te ma io ho la verità, tu non ce l'hai e questa è la situazione, ma sempre con grande rispetto sapendo perché questa è una fondamentale verità cristiana che Dio ama tutti. Ed è questo il punto di partenza per la pace, tanto richiesta non solo nelle nostre comunità, ma in ogni parte del mondo. La pace c'è quando io riscontro che da parte tua c'è un certo interessamento, c'è un certo desiderio che anche la mia vita e non solo la tua sia una vita buona, una vita serena. Ma è sulla corruzione che il vescovo è tornato come male da estirpare. La corruzione che noi riscontriamo, poi sempre anche qui senza fare di ogni erba un fascio, però fa male soprattutto pensando a quelli che vivono nella rettitudine e in condizioni di precarietà.